Amici in ascolto, ben ritrovati da Bertinoro. Dopo le emozioni della sfida del femminile tra Veneto e Liguria, che ha visto appunto il Veneto imporsi per 2-0 al termine di una partita combattuta, è tempo di rivincita per quanto riguarda l'Under 19 maschile. Partita d'esordio anche per queste due squadre nel 61esimo torneo delle regioni tra Liguria e Veneto. Partita che si prospetta carica di adrenalina, le squadre stanno per entrare in campo, direi che posso approfittare per annunciare le formazioni. Liguria agli ordini del mister Massimo Sorio con Gala, Alberti, Arboscello, Becco, Bianco, Cela, Corpa, Gian Ghezeni, Solari, Tasso, Zeneli e Ibraglio. Il Veneto invece con mister Giorgio Carlos Bruno, con Lucai, Garbuio, Pan, Catani, Dariol, Yermakov, Pagan, Guariento, Tomasin, Grisciai, De Pizzol e Fasolin. Squadra in campo. Pronti per le foto di rito. Vi ricordo che queste squadre fanno parte del girone D, dove insieme appunto alle squadre che giocano qui c'è anche l'Umbria e a differenza del femminile c'è anche il Friuli Venezia Giulia, che ha propria compagine dell'Under 19, e quindi girone a 4, dove vi ricordo passerà la prima più qualcuna delle seconde classificate, per la precisione 3 su 4 tra le seconde dei gironi da 4 passeranno ai quarti di finale, quindi partita subito delicata. E vi ricordo che a causa del rinvio della giornata di domani le partite nel gironi da 4 sono solamente 2, quindi le possibilità di steccare sono veramente ridotte al minimo. Giocatori che si salutano in attesa di iniziare la contesa. Ci sono gli ultimi atti preparatori motivazionali per entrambe le squadre. Vedremo come si disporranno le compagini. Il Veneto, vi ricordo, in maglia rossa, mentre la Liguria ha tenuta completamente blu. Ancora qualche attimo per attendere appunto l'inizio di questo match. Le squadre intanto si stanno disponendo in campo. Credo che si dovrà assistere a un minuto di silenzio, ma la musica diciamo che non si sta stoppando. Minuto di raccoglimento doveroso in memoria del nostro Papa Francesco. E quindi squadre che si preparano a collidere questa prima giornata del torneo delle regioni. Hanno già giocato tutte le varie rappresentative, Under 15, Under 17 femminile, ora è il turno dell'Under 19,
con il Veneto che è sulla palla con Guariento che toccherà per un tiro fulmineo da oltre la metà campo del capitano Grisciai. Non mi aspettavo questa conclusione fulminea, ancora Grisciai prova il tiro ma contratto dal capitano della Liguria Alberti. Duello tra capitani, partita che mostra subito di essere bella carica. Ora il Veneto che manovra con la Liguria, un blocco basso, tiro fortissimo del numero 7 Pagan. Vediamo che il portiere Ibragliu è già stato severamente chiamato in causa. La Liguria cerca in qualche modo di contenere le sfuriate del Veneto, tutti i giocatori particolarmente strutturati. Veneto che probabilmente andrà di nuovamente alla conclusione con Grisciai. Diciamo che il loro schema preferito, toccare la palla per il numero 10 che calcia in porta. Tiro fortissimo per il giocatore Veneto. Ora Veneto che manovra sulla sinistra con Guariento che tira la palla in mezzo. Qualche brivido nell'area ligure con Ibraglio che per un momento si faceva sfuggire la palla dalle mani. Cambiata la partita, ma non sono andati via i tifosi muniti di tamburi, veramente cori assordanti, i tifosi del Veneto che sostengono tutte le proprie compagini. Vedremo se esulteranno anche al termine di questa partita. La Liguria dovrà cercare di riscattare la sconfitta. Attenzione, c'è il 2 contro 1 incredibile! Palla fuori, Cela in un 2 contro 0 contro il portiere Lucai. Ha spedito la palla fuori, c'era tutto lo specchio libero. Clamorosa occasione per la Liguria. Queste sono occasioni che possono pesare sul computo finale. Attenzione, ora recupera palla Giovanelli, palla per Grisciai fermato da Fasolini. Era Guariento prima, scusate, a recuperare la palla ovviamente. Ora il Veneto che riparte al fallo laterale, sembra avere immediatamente il pallino del gioco. La Liguria difende molto basso per poi ripartire e poco fa ha avuto un'occasione clamorosa sui pali per Cela. Ora il Veneto manovra, ferma tutto la Liguria. Attenzione, Alberti prova il tiro contrato da un difensore veneto. Rimessa laterale per la Liguria quando sono passati circa 2 minuti, poco più. Attenzione, c'è il gol della Liguria, capitano Alberti su fallo laterale, ha calciato fortissimo in mezzo, sembrava quasi più un passaggio piuttosto che un tiro, e ha sorpreso clamorosamente il portiere Lucai e quindi Liguria in vantaggio con Alberti, il capitano, sotto 1-0 dopo un inizio che li ha visti protagonisti di qualche occasione. Sono andati sotto, ma ora provano una sortita offensiva, niente da fare. La Liguria riparte con Cela che spara in avanti. Difesa del Veneto è sicuramente molto più alta di quella della Liguria. Attenzione, ora c'è il tiro di Tomasini. Riparte il Veneto che ha il pallino del gioco. Attenzione, il capitano Grisciai, palla fuori. La Liguria cerca di prendere fiato dopo questo inizio veemente del Veneto, anche se il gol l'ha fatto la Liguria. Attenzione, ora ruba palla il Veneto, palla per Grisciai, parata, ancora la palla che rimane in area e Ibragliu riesce ad abbrancare la palla e riparte la Liguria. Tasso
Tasso, bravo il tiro, e vediamo che Lucai la spedisce in angolo, un tiro che probabilmente era destinato a finire fuori. Il portiere forse non troppo attento in questo inizio gara. Calcio d'angolo per la Liguria, palla in mezzo, innocua per il Veneto che può ripartire, attenzione, palla per Guariento, incredibile occasione, si è trovato, anche se defilato a tu per tu col portiere Bragliu, palla fuori di un soffio. Riparte la Liguria ma non riesce a imbastire alcun tipo di azione offensiva. 1-0 per la Liguria, questo primo scorcio di partita. Il Veneto riparte, palla per Pagan che cerca il pivot, giocata molto bella di Grisciai con finta Ferrao, finta di andare da una parte e poi si va dall'altra. È riuscito a superare il diretto marcatore ma spedito fuori. Ora la Liguria con Tasso, prova il tiro, controlla questa volta Lucai che cerca immediatamente Grisciai, attenzione, tiro, ha superato per l'ennesima volta il centrale difensivo del Ligure ma Ibragliu riesce a buttare la palla in angolo. Ancora Grisciai, probabilmente ottavo tiro all'inizio della partita dopo 4 minuti. Diciamo che Veneto ancora pericoloso, ancora per una volta con Grisciai. Diciamo che l'unico schema del Veneto, o almeno quello che usa con più frequenza, è mandare al tiro il proprio capitano. Ancora Grisciai, stavolta dialoga con Pagan prova a superare il diretto avversario, parata di Bragliu, poi alla fine Pagan non riesce a controllare la palla che finisce fuori. Boccata d'ossigeno per la Liguria che sbaglia, attenzione, Grisciai, clamorosa occasione nuovamente per il Veneto con Ibragliu che per l'ennesima volta mette una pezza. Veneto doveva, attenzione, e c'è il tiro e c'è il gol, Guariento, il pareggio del Veneto, direi meritato, calcio d'angolo battuto sul numero 8 del Veneto, tiro decisamente non resistibile ma questa volta Ibragliu non è riuscito a mettere una pezza e quindi 1-1 impatta partita il Veneto, pareggio direi un altro meritato per ciò che si è visto nei primi 4 minuti e mezzo del primo tempo. Ora Grisciai, attenzione, pivot quasi inarrestabile ma riparte la Liguria col capitano Alberti, attenzione, Alberti cerca la giocata, palla per Tasso, ha avuto un'occasione incredibile ma ha difettato anche lui di mira. La Liguria non ha avuto tantissime occasioni ma quelle che ha avuto sono state clamorose. Fatto sta che il Veneto comunque sia tiene sempre il pallino del gioco. Grisciai è immarcabile in questo inizio di gara, il centrale difensivo Cela non riesce assolutamente a contenerlo, riceve sempre palle, si gira, ancora l'ennesimo tiro, c'è il gol del Veneto, Capitan Grisciai su fallo laterale, palla ricevuta e bordata terrificante e super precisa, palo gol, 2-1 per il Veneto, vantaggio a questo punto direi meritato per il Veneto, partita scoppiettante, abbiamo già visto 3 gol, più di quelli che abbiamo visto in tutta la partita precedente. Ora vediamo se la Liguria riuscirà in qualche modo a rimettersi in carreggiata, inizio di partita complicato per i ragazzi di Mister Sorio. Di nuovo il Veneto con Guariento che prova il numero su Zeneli, niente da fare, la Liguria riparte,
c'è spazio per Cela. Cela, attenzione, fermato per un istante da Grisciai, ottimo lavoro difensivo per il numero 10 del Veneto, capitano, giocatore del DBS Miane. Attenzione, ora la battuta sul fallo laterale di Cela. Si fanno sentire sostenitori veneti. Fallo laterale per la Liguria. Uno schema che ha portato al tiro Tasso, ma la difesa riesce a controbattere. Ancora fallo laterale per la Liguria. Chiama lo schema nuovamente Zeneli. Tasso. Non si capiscono i due compagni. Palla che finisce in fallo laterale. Il Veneto può ripartire. Palla per Garbuio. Guariento prova a disorientare il proprio avversario. Garbuio prova un numero in una zona di campo pericolosa. Se avesse perso palla la squadra avversaria sarebbe potuta ripartire. Attenzione, intanto Guariento prova a farsi beffe del proprio avversario Zeneli, che però lo contrasta efficacemente. Ora Garbuio che penetra nella difesa ligure, prova a calciare la palla in mezzo all'area ma non trova nessuno. Vediamo il Veneto, difesa ultra alta con la Liguria che riesce a saltare. Attenzione, occasione per Tasso, ma calcia fuori. Attenzione ora a Grisciai, colpo di testa sul rinvio diretto di Lucchai. Colpo di testa fermato da Ibrahim. Calcio d'angolo per il Veneto. Partita scoppiettante. 2-1 per il Veneto. Ora prova il Veneto a manovrare, ma la Liguria ferma tutto. Prova a ripartire, ma non ce la fa. Pressing feroce e costante del Veneto. Zeneli è in difficoltà. Chiama il fallo, ma invece è fallo laterale a favore del Veneto. Ottima la pressione di Catani. Garbuio. Tariol, Garbuio si libera il tiro. Il mancino, una potenza terrificante, anche molto angolato. E Ibraglio è chiamato all'ennesima parata del suo match. Ora al tiro Catani dopo un calcio d'angolo dove ha fatto la finta. La Liguria prova a ripartire. Vediamo che ha delle enormi difficoltà a costruire gioco. Il Veneto giustamente, a mio avviso, applica un pressing a tutto campo. La Liguria dovrebbe provare a fare altrettanto, che il proprio blocco basso non sortisce gli effetti sperati. Veneto che, attenzione, intanto recupera palla per un attimo De Pizzol. La difesa ligure riesce per una volta a contenerlo. Intanto va al tiro nuovamente Catani. Veneto, inizio di partita arrembante. Liguria sta quasi facendo un affare, essere sotto solamente di un gol. Vediamo se riuscirà a ricomporsi la squadra di Mister Sorio. Conquista un fallo laterale all'altezza della metà campo. L'arbitro sta contando. Palla per Zeneli, con qualche patema riesce a liberarsi della palla e a servire Arboscello, che non riesce però a tenere la palla. Il Veneto può ripartire. Catani, Garbuio, vediamo che i due collaborano insieme per cercare di servire Pivot che è entrato. Attenzione, perde palla Garbuio,
Occasione per la Liguria per un attimo, ma non riescono a concretizzare. Ora va via Dariol, ma subisce fallo. Ha provato per un attimo ad andare via all'avversario, ma non è riuscito a rimanere in piedi. L'arbitro ha fischiato. Ora calcio di punizione poco oltre la metà campo. Servito Catani a cercare il pivot. De Pistol, Garbuio, Dariol, Garbuio, si guarda intorno, cerca il proprio compagno Catani, trova il tiro da lontanissimo, palla alta. La Liguria in qualche modo cerca di costruire qualcosa, ma il Veneto ferma tutto, anche se fallosamente, con Garbuio che fa fallo su Tasso. Tasso rimane a terra, forse più che altro anche per prendere fiato, e per cercare di spezzare un attimo il pallino del gioco che sembra nettamente in mano ai giocatori veneti. Ora c'è Zeneli sulla palla, si guarda intorno, non sa bene cosa fare, prova a cercare il pivot Arboscello, giocatore dal fisico dominante, anche se non mi è sembrato molto lesto in questi pochi minuti giocati finora. Vediamo un po' che cosa accadrà nel corso della partita. Ottimo lo schema della Liguria in questo caso sul calcio d'angolo. Ora va al tiro il portiere Ibragli, controlla Lucai che poi rinvia immediatamente per De Pistol, guadagna un fallo laterale. Veneto che si appresta alla battuta con Garbuio col suo mancino, controlla la palla e va al tiro, ci avrei scommesso. Giocatori mancini, come sapete, hanno generalmente solo un piede, ma il piede che hanno vale quasi per due. Mi sembra anche questo è il caso del numero 2 del Veneto. Ora c'è un alterco all'altezza della metà campo per un fallo laterale. Alla fine batte il Veneto che conquista nuovamente fallo laterale. La battuta Dariol. Si guarda intorno Garbuio. Garbuio si libera, prova il tiro deviato da Arboscello, la palla che si impenna e Ibragli non riesce a controllare ed è calcio d'angolo, l'ennesimo per il Veneto. Va alla battuta Dariol, cerca in centro dell'area un compagno, ma la Liguria riparte, ma Veneto riesce immediatamente a chiudere ogni varco. Veneto che spesso tiene la palla, ma quando la perde ha un atteggiamento furente alla riconquista della stessa. La Liguria sta faticando veramente molto per contenere i giocatori veneti che ora controllano con Catani per Garbuio. La Liguria difende basso e riparte. Attenzione, occasione per Solari, ma anzi scusate, Gian Zeneli. Niente da fare, il Veneto nuovamente può ripartire. La Liguria decide di difendere molto basso per poi ripartire. Una scelta che ci può stare, ma le ripartenze però devono essere più efficaci, perché altrimenti la partita si fa veramente in salita per la squadra blu. Ora fallo laterale per la Liguria che cerca un attimo di assestarsi. Sì. Vediamo Zeneli, si guarda intorno, poggia indietro per Solari, anzi scusate, Gianzeneli. Grossi problemi di comunicazione fra i giocatori della Liguria. Veneto per ora con i suoi vari assi
sta avendo la meglio, grazie anche a delle qualità tecniche che sembra superiori. Intanto c'è il palo di Garbuio e sulla ribattuta riesce a raccogliere la palla De Pistol, ma calcia fuori. 2-1. Direi che se fossi nel mister della Liguria un time out adesso ci starebbe come, però decide di proseguire. Ora palla verso il pivot De Pistol, vari pivot che ha sfoderato il Veneto finora mi sembrano di livello molto alto. Tanto vedo che evidentemente il mister Sorio mi ha ascoltato, ha chiamato il time out e ci stava, perché la Liguria in questo inizio di gara ci sta capendo poco, il Veneto sta prendendo il sopravvento. Comunque il risultato è di 2-1 quando sono passati 10 minuti e 45 secondi. Nel frattempo direi che vi posso ricordare che tutte le sere sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti ci sarà il TDR Show con inizio alle 19 con vari ospiti, approfondimenti su tutto ciò che è successo nelle varie partite della giornata. Ospite questa sera ci sarà Vinicius Baccaro, pallone d'oro 2003 di futsal, giocatore super tecnico che ha fatto la storia del calcio italiano per quanto riguarda il futsal, ovviamente il calcio 5. Chissà se qualcuno di questi ragazzi in futuro avrà l'occasione di poter arrivare a livelli così alti. Compagine under 19 veneta mi sembra di buon livello. Vediamo se la Liguria dopo questo time out riesce a riprendere il bandolo della partita. Calcio di punizione con Zeneli sulla palla. Tasso si guarda intorno, prova il numero ma Garbuio gli ruba la palla, appoggia verso Guariento che butta in mezzo, parata, e ora c'è il tiro, forse la palla che finisce fuori, sicuramente ha colpito il tetto, ma forse era a favore del Veneto. Così non è di questa opinione l'arbitro, cui opinione sicuramente molto più importante della mia. Veneto riparte con Garbuio che sta gestendo più o meno tutti i palloni, tanti minuti in campo per lui, ma ci sta, sembra un giocatore molto bravo. Perde però palla il Veneto con la Liguria che va al tiro e Lucai riesce in qualche modo a trattenere la palla senza troppi patemi, per la verità. Tracciante in diagonale a cercare Garbuio, ma difesa ligure controlla. 8 minuti e 31 secondi con Veneto che riconquista la palla col suo asso, il capitano Grisciai che tira una cannonata in mezzo, il portiere non la trattiene e butta la palla dentro il Guariento quando ancora la palla sicuramente non aveva varcato la linea, e quindi doppietta per il giocatore numero 8. 3-1 per il Veneto. Ottima giocata Grisciai, appena tornato in campo ha scavato nuovamente un solco tecnico fra lui e gli avversari. La Liguria sta cercando di costruire qualcosa, ma evidentemente il gol iniziale non ha scalfito minimamente i giocatori del Veneto, che stanno costruendo azione dopo azione il loro vantaggio. Tiro con palla masticata di Garbuio.
il suo sinistro questa volta non impensierisce Ibragliu, prova a cercare nuovamente il proprio pivot, questa volta è Alberti, l'autore del gol del vantaggio della Liguria, momentaneo vantaggio della Liguria, niente da fare. Ora prova ad andare al tiro Zeneli, niente di che. Il Veneto riparte, sempre difesa bassa della Liguria. Ora troppo spazio per Grisciai, che controlla malamente il pallone, prova a divincolarsi in qualche maniera. Corpa, entrato da poco, niente da fare, riparte il Veneto. Garbuio orchestra l'azione difensiva. Yermakov, Garbuio, palla per Grisciai, che anche questa volta sembra avere la meglio sul diretto avversario, questa volta era Tasso. Va al tiro, forse per la 15ª volta questo inizio di gara. Palla deviata, calcio d'angolo. Veneto prova a liberarsi al tiro in qualche maniera. Direi che Grisciai è il fulcro del gioco del Veneto. Anche ora riceve palla, Suolata contro Suolata, non riesce ad andare al tiro, la Liguria riparte. Capitano Alberti, purtroppo per lui si butta la palla fuori. Niente di che questa sua proposta di gioco, e il Veneto può ripartire. Ora ottima giocata di Guariento, autore della doppietta finora. La Liguria riesce a liberare Zeneli. Corpa, Alberti, Corpa, manovra palla la Liguria, col Veneto che ha fatto qualche passo indietro nella sua fase di pressione difensiva, ma riesce comunque a recuperare palla e riparte. Palla verso il pivot Grisciai, stavolta fermato, attenzione, ottima occasione per la Liguria con Zeneli a tu per tu con Lucai, ma purtroppo per lui non riesce ad accorciare le distanze. Ancora Zeneli va al tiro, Lucai attento, in calcio d'angolo, applausi sugli spalti. Vediamo se la Liguria riuscirà ad avere uno schema che porterà al gol. Ci prova ora col capitano Alberti, niente da fare. Attenzione, perché la Liguria ha rischiato di perdere palla. Alberti non si accorge che la palla è la sua, si sta allontanando dalla stessa, ma fallo laterale a suo favore. Sta cercando un compagno, direi fase un po' caotica nella partita quanto riguarda la Liguria. Il Veneto sta cercando di amministrare per difendere bene, per poi ripartire. Attenzione, numero incredibile di Guariento e gol sulla linea di Yermakov. Guariento ha fatto un numero pazzesco, questo assist vale come un gol. 4-1 per il Veneto. Ci sono stati dei gol di pregevole fattura finora in questa partita. Un quarto d'ora direi speso benissimo per noi spettatori di questa partita. Ora vediamo se la Liguria riuscirà in qualche modo a rientrare in partita, ma mi sembra che al momento il divario sia abbastanza chiaro. Il Veneto prova a ripartire, ma niente da fare. Alberti lotta, da vero capitano, cerca di recuperare la palla, così fa. Giostra per Tasso, Bianco, Alberti a cercare il proprio compagno Zeneli, sempre nel vivo dell'azione. Ora Alberti da solo contro tutta la difesa del Veneto,
Palla in calcio d'angolo, no? Difficilmente poteva fare di più. Si sta spendendo molto il capitano della Liguria. Partita finora molto difficile, ora riparte Grisciai. Grisciai prova a superare l'altro capitano Alberti che commette fallo. Fallo a favore del Veneto. Viene richiamato in panchina Grisciai, entra Pagan. Il Veneto riparte tranquillamente con passaggi difensivi. La Liguria è molto bassa in questa fase di partita. Il Veneto non si scompone più di tanto, gioca con tranquillità nel suo 3-1, con movimenti tra i centrali e i laterali che si scambiano le posizioni in attesa di poi verticalizzare verso il pivot di riferimento che di volta in volta si presenta all'interno della difesa della Liguria. Palla recuperata dalla Liguria. Intanto c'è qualche problema col tavolo dove si trova il cronometro. Tavolo che, se avete visto la partita precedente, è stato colpito numerose volte dalle giocatrici che sono scaraventate come se fosse un incontro di wrestling. Ora il Veneto recupera palla verso il pivot che viene però anticipato. Alberti prova la puntata, troppo deviata da un difensore. Palla finisce fuori, palla per il Veneto che riparte. Ora vediamo che la Liguria prova a difendere un po' più alta ma senza neanche tanta convinzione, tant'è che la palla arriva sempre dalle parti del pivot del Veneto, che questa volta guadagna un fallo laterale. Attenzione, prova il tiro Tomasin, niente da fare, calcio d'angolo. Tomasin si avvia proprio alla battuta. Vediamo che questo è uno schema che è stato ripetuto più volte, palla diciamo lungolinea con il primo giocatore che fa la finta per il secondo che si avventa per il tiro. Spesso è stato Grisciai, questa volta non c'era lui e diciamo che i risultati non sono stati quelli soliti. Il Veneto può ripartire con Tomasin. Scarica per Yermakov, cerca un avversario. Yermakov, troppa libertà. La Liguria in qualche modo riesce a recuperare palla ma niente da fare, il Veneto non si scompone, riparte. Liguria combatte con Bianco che butta a terra il proprio avversario, mi sembra Pagan che rimane a terra, forse è caduto male, non dovrebbe essere niente di che. Intervento deciso del giocatore ligure, ma ci sta. D'altra parte si sta giocando al calcio 5, non certo un gioco da tavolo. Veneto riparte sempre con i suoi 3 giocatori arretrati che si scambiano il pallone, talvolta le posizioni in attesa di cercare il pivot. Ora palla per Yermakov che cerca un compagno che non si trova dalla parte opposta. La Liguria può ripartire ma vediamo che c'è qualche problema nella fase di impostazione. Veneto che continua col suo possesso palla. Ottimo il lavoro di Pagan. Attenzione, Pagan prova a liberarsi del diretto avversario, calciare in porta, palla finisce in fallo laterale. Ora prova il tiro Tomasin, la Liguria può ripartire. Attenzione, il tiro di Zeneli, parata di Lukai.
Questa era una buona occasione per la squadra ligure. Fallo laterale, prova a calciare a palla in mezzo, non trova nessun compagno. Zeneli. Blocco basso del Veneto in questo momento sembra funzionare. La Liguria ha qualche possibilità in più di tenere la palla. Attenzione, ora c'è stato un anticipo di Pan che è stato immediatamente fermato la difesa Ligure. La palla finisce nuovamente tra i suoi piedi, può ripartire il Veneto. Pan studia la situazione. Tomasini. Garbuio è rientrato in campo, attenzione, prova Pan il tiro dopo essersi quasi liberato di Cela. Dico quasi perché comunque il difensore è riuscito a controbattere in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Veneto, attenzione, palla in mezzo, si è insinuato tra la difesa ligure Garbuio che ha calciato, mi sembra di destro. Questo è un evento. Chiaro è che la palla si è trovato sui piedi, non poteva certo decidere con quale piede calciare. Se avessi calciato col sinistro probabilmente sarebbe stato un altro gol. Invece meglio così per la Liguria, che adesso sta cercando di contenere per questo ultimo minuto e 30 secondi il gioco continuo, incessante della squadra veneta. In questo momento stanno giocando senza un pivot di riferimento, meglio. Pagan si era spostato verso il fallo laterale, una sorta di 4-0 momentaneo, ma non cambiano, diciamo, gli effetti di questo gioco, ciò che succede, perché il Veneto ha sempre la palla tra i piedi, anche se la Liguria ora riesce a recuperare la palla, per un momento poteva ripartire, ma niente da fare. 54 secondi, attenzione, palla per Garbuio che cerca sul secondo palo Tomasin, palla deviata da Zeneli che si sta sbattendo per tutto questo primo tempo. Incommiabile la sua partita. È chiaro che tanto Garbuio va al tiro, è chiaro che la differenza tra le due squadre sembra abbastanza evidente, almeno per ciò che si è visto in questo primo tempo. 40 secondi al termine del primo tempo, la Liguria vediamo se riuscirà a rendersi pericolosa, ma purtroppo non riesce Cela a servire il proprio compagno Zeneli. Riparte il Veneto indomito, 26 secondi al termine della prima frazione. Vedo che mister Giorgio Carlos Bruno sta facendo giocare giustamente tutti i propri effettivi, ma ora seduti in panchina ci sono molti pezzi da 90 che vedremo sicuramente nel secondo tempo. Attenzione, 4 secondi al termine, 3-2. Beh, diciamo che a 2 secondi dal termine è stato chiamato un time out, scelta veramente singolare dell'allenatore del Veneto. Vediamo se costruirà un'azione degna di nota in questi 2 secondi rimanenti. È chiaro che in 2 secondi questo sport si può arrivare tranquillamente al tiro. Se riuscisse, grazie all'ausilio della propria Lavagnetta, a costruire uno schema degno di una partita di basket, sarebbe qualcosa di veramente eclatante. Mentre la Liguria dovrà cercare di tenere per questi pochissimi secondi rimasti per riordinare le idee negli spogliatoi in vista del secondo tempo. Partita veramente complicata fino ad ora. Vediamo dal playbook dell'allenatore del Veneto che cosa ne è scaturito. 2 secondi al termine, vi ricordo, fallo laterale
Vediamo che si va al tiro, un'azione anche abbastanza articolata, il tiro di Catani, ma ribatte la difesa ligure. Termina il primo tempo, 4-1 per il Veneto, a seguito della doppietta di Guariento, gol di Grisciai e Yermakov per la Ligure Alberti. Direi che ci possiamo prendere una piccola pausa, ci vedremo tra poco per il secondo tempo.
Amici in ascolto, ben ritrovati da Bertinoro, il palazzetto dove si sta svolgendo la partita tra la Liguria e il Veneto, categoria under 19 maschile ovviamente, dove abbiamo visto in primo tempo il Veneto dominare per larghi tratti, 4-1 il parziale termine della prima frazione, a seguito della doppietta di Guariento, gol di Griscià e Yermakov. Alberti invece a segno per la Liguria. Vediamo se durante l'intervallo l'allenatore Sorio della Liguria è riuscito a inculcare nei suoi ragazzi qualche principio tattico che possa sovvertire le sorti di questa partita. Veneto è sembrata una squadra veramente molto forte con delle individualità rilevanti. Vedremo. Liguria che batte ma perde palla con Grisciai che ruba palla. Grisciai direi capitano del Veneto, giocatore che più si è distinto nella prima frazione. Veneto che inizia la partita esattamente come l'ha terminata, tenendo palla. Numero di Dariol. Vediamo che Grisciai sta combattendo dentro l'area in cerca di un fallo, di un calcio d'angolo alla peggio, invece la palla finisce fuori. Vedo che nei pali della Liguria c'è un avvicendamento, tratto porta numero 1 Gala. Sebbene Ibraglio comunque si era contraddistinto per diverse parate malgrado i 4 gol subiti. Tanto il Veneto sta orchestrando e la Liguria ruba palla, attenzione, fallo forse su Tasso, l'arbitro dice di no, incredibile, pensavo fosse un fallo abbastanza evidente ai danni del numero 10 Ligure. Il Veneto riparte ma non riesce a concludere questa azione di ripartenza. Veneto come al solito, almeno per 3/4 dalla prima frazione, ha una difesa altissima e molto aggressiva, mentre la Liguria, da ciò che ho visto finora, continua con un suo blocco basso difensivo, provando a contenere gli avanti avversari, ma vediamo che Grisciai oggi è incontenibile, tutte le palle che gli arrivano lui le tiene, attenzione, ora va il tiro e c'è il gol di Grisciai, doppietta per il capitano del Veneto. Aveva provato a servire un compagno sulla fallo verso la rimessa laterale, la palla gli è tornata tra i piedi, ha fatto esplodere un destro dinamitardo che si è insaccato alle spalle dell'incolpevole portiere Gala, direi. Tanto il Veneto continua ad attaccare, non accontentandosi di questo punteggio. Vi ricordo, mentre tanto il Veneto è sempre in avanti col tiro fortissimo di Catania, Veneto e Liguria sono inserite nel gruppo D, gruppo da 4, a differenza del femminile. Tanto attenzione, palla per un attimo persa dalla Liguria, ora il Veneto in qualche modo poteva rendersi pericoloso, ma la Liguria ora prova con Alberti di avanzare. Dicevo, gruppo da 4, insieme a queste due squadre ci sono l'Umbria e il Friuli. Queste squadre giocheranno 2 partite, nelle quali la prima del girone passerà, mentre la seconda se la dovrà vedere contro le altre seconde dei gironi da 4, quantomeno per valutare chi avrà avuto punteggio migliore e probabilmente anche la differenza reti migliore, perché 3 su 4 tra le varie seconde passeranno ai quarti di finale. Tanto ora prova il tiro il portiere Lucai. Ha giocato una prima frazione forse con qualche
certezza di troppo, ma d'altra parte comunque ha tenuto bene la porta del Veneto. Ora vediamo la Liguria che prova a imbastire un'azione con Bianco. Attenzione, Bianco prova il tiro, troppo largo, non va. Il Veneto riparte di nuovo, palla sul loro pivot Krishai, che fa quello che vuole, colpisce il palo esterno, viene chiamato al cambio dopo quasi 3 minuti di gioco. Al suo posto è entrato De Pistol. Ci prova la Liguria, ma il Veneto recupera palla, forse un fallo di frustrazione di Alberti, vuole dare forse un segnale ai propri compagni, tira fuori più grinta e determinazione, ci può stare. Catani, attenzione, fermato da Alberti, attenzione, Lucai si trovava in posizione avanzata, riesce immediatamente a fermare l'avversario, altrimenti potevano essere dolori. Ora numeri d'alta scuola del Veneto, attenzione Garbuio col suo mancino tonante, va al tiro ma Gala ferma tutto e devia la palla in calcio d'angolo e si avvia a battere Dariol. Guarda in mezzo, Garbuio verso De Pistol, palla che finisce nuovamente in corner. Si danno il 5 i giocatori della Liguria, 5-1, inizia a essere abbastanza pesante, però stanno cercando di difendersi come meglio possono. Tanto e vediamo che c'è il gol di Catani su calcio d'angolo, palla gli è pervenuta, suolata a saltare il diretto avversario e bordata incredibile sul secondo palo, tiro fortissimo dove il portiere non è riuscito a fare nulla e quindi a questo punto 6-1. Diciamo che il punteggio sta subendo delle dimensioni preoccupanti per la Liguria. Non credo riuscirà a rimontare in questa partita, ma di sicuro dovrà fare di meglio nella prossima, perché forse ciò che si è visto in questa partita non è stato sicuramente sufficiente per questa partita, ma vedremo se per la prossima riusciranno a battere la propria avversaria, mentre il Veneto mi è sembrata veramente una squadra finora molto forte. Attenzione, palla per De Pistol per un attimo ha saltato il portiere, spedisce fuori. Dicevo, il Veneto è una squadra molto forte, mi stupirei per ciò che ho visto finora di non vederla in semifinale, chi lo sa, vedremo. Il torneo delle regioni può sempre accadere qualcosa di inaspettato. Poche partite, intanto la Liguria fa una follia in area con Zeneli, cerca un compagno, a momenti la palla andava a insaccarsi beffardamente, in qualche modo la Liguria riesce a mettere la palla in calcio d'angolo. Veneto palla battuta, era una palla per Garbuio probabilmente, che era postato fuori area, mentre invece la palla non è arrivata. E arriva ora Garbuio, De Pistol, Garbuio prova il sinistro, ha fatto di meglio in questa partita, palla fuori. Quasi un quarto d'ora di tempo effettivo al termine della partita. Liguria che sta soffrendo particolarmente le varie sfuriate del Veneto. Attenzione, ora il tiro di Tomasin, portiere Gala col piede riesce a mettere la palla sul palo e poi se la ritrova tra le mani.
pericolo clamoroso corso dalla difesa ligure, l'ennesimo di questa partita. Ora palla che si è nascosta sotto il tavolo del cronometro. Liguria che riparte. Bianco prova a dialogare con Tasso, ma la difesa del Veneto molto aggressiva, non permette ai giocatori liguri di fare praticamente più di 3 passaggi. Ora palla per De Pistol che la scarica verso Garbuio da solo davanti alla porta, col mancino calciato fuori. Questa era un'occasione mastodontica per il Veneto, l'ennesima. Direi che la Liguria non è rientrata in campo con l'atteggiamento sperato dal proprio allenatore. C'è un time out chiamato, credo, dal tecnico del Veneto. Ha qualcosa da dire ai propri giocatori, ma d'altra parte si stanno comportando bene, mentre l'allenatore Sorio ha ben più di una cosa da dire ai propri giocatori. Direi che nel frattempo vi posso ricordare che questa sera, così come tutte le altre sere in cui ci sarà il torneo delle regioni, sul canale della Lega Nazionale Dilettanti ci sarà il TDR Show con ospiti. Si parlerà di tutto ciò che è successo in queste giornate di gara a partire da stasera alle 19. Vi ricordo, oggi super ospite annunciato, Vinicius Bacaro. È terminato il time out, le squadre, anzi no, termina ora, le squadre si dirigono verso il punto di battuta della rimessa laterale. Chiedo scusa, il time out era stato chiamato dalla Liguria, sì, giustamente, anche se l'arbitro aveva segnato con un gesto inverso la rimessa per il Veneto. La Liguria ora riparte, ma il Veneto ferma tutto con Pan che però incespica sulla palla, ma la Liguria recupera così palla con una rimessa laterale battuta da Zeneli, presente in campo per larga parte del match, non è praticamente mai uscito, numero 11 Ligure, e combatte su ogni centimetro del campo, ma il Veneto riparte. Attenzione ora Bianco che in scivolata riesce a recuperare. Attenzione perché Tasso ha scaraventato il proprio avversario contro il muro, ma niente di che. Rimessa da laterale per la Liguria. Zeneli. Attenzione, ruba palla De Pistol per un attimo, ma fallo laterale alla fine sempre a favore della Liguria. Veneto altissimo, giustamente non concede alcuno spazio alla difesa ligure che ne sta combinando una. Tanto ora Pan, numero incredibile, palla verso il proprio compagno che a tu per tu col portiere ha provato lo scavetto. Guariento, diciamo che questa parte finale di partita, le due squadre con la partita abbastanza incanalata dal punto di vista del punteggio e del risultato, le due squadre si stanno producendo in giocate accademiche. La Liguria deve fare molta attenzione a non imbarcare acqua, perché il Veneto pare non volersi fermare. Ora calcio di punizione a favore della Liguria. Va Bianco alla battuta, scambia con Zeneli, giocano i due, si guarda attorno Zeneli,
Tasso non ha molte occasioni per servire il proprio compagno avanzato. Tasso, il Veneto lotta su ogni centimetro di campo. Fallo, calcio di punizione, fallo commesso da Pan. Vediamo ora la Liguria con Zeneli. Serve Guariento. Direi che fra tutti i giocatori che poteva servire ha scelto proprio l'avversario peggiore. Errore del giocatore ligure. Ora il Veneto imposta di nuovo con Guariento, prova ad andare via lungolinea ma Bianco lo ferma. Attenzione, va al tiro Tomasin, niente da fare. La Liguria deve cercare di trovare un modo per poter contrastare tutte queste folate avversarie. Non è certamente semplice. Attenzione, va via su un lungolinea. Guariento, un gol incredibile, ha fatto un numero di prestigio clamoroso sul fallo laterale, poi ha scaraventato una bordata sotto il 7. Oggi si sono visti numerosi gol di pregevole fattura, ma questo di Guariento forse è il più bello. Complimenti, bravissimo. Tripletta per il giocatore del Veneto. Ora la Liguria, diciamo che deve trovare il modo di limitare il passivo, perché sta 7-1 e mancano 11 minuti e 40 secondi dalla fine. Guariento si sta divertendo, vedete, giocatore intanto palla in area, un altro pericolo, giocatore dell'Atletico Persana, calcio a 5. Veneto ha mostrato subito numerosi assi all'interno del proprio roster, li vedremo sicuramente protagonisti per diverse partite in questo torneo. Intanto Zeneli probabilmente stremato dalla fatica, adesso esce, ha finito per regalare palla agli avversari. Messa laterale, attenzione, va al tiro Tomasin, mi sembra. Palla deviata in calcio d'angolo. Attenzione ora la Liguria che ruba palla, ma Yermakov non concede nulla. Ora si lotta a metà campo. Recupera palla il Veneto, attenzione, prova il tiro Yermakov, poteva servire Pagan sul secondo palo, gli dice qualcosa, provate a cercare il gol. Ora un intervento a metà campo, limiti del fallo di Zeneli. Partono i cori dei sostenitori del Veneto, saranno sicuramente felicissimi di ciò che stanno facendo le loro due squadre, o meglio ciò che ha fatto la femminile, ciò che sta facendo la squadra Under 19. Almeno non hanno interrotto il tambureggiare che stavano facendo per larga parte della partita femminile per l'inizio di questa. Tanto il Veneto prova delle giocate d'alta scuola con Pagan che va via, ma viene fermato fallosamente da Solari. Calcio di punizione a favore del Veneto. 10 minuti e 4 secondi al termine della partita, 7-1. Credo che sull'orizzonte della Liguria si stagliano delle fosche nubi. Vedremo se riuscirà in qualche modo a limitare il passivo, ma i giocatori del Veneto
pare non vogliono fermarsi. Attenzione, schema che porta al tiro Yermakov, fermato, ma Veneto guadagna comunque il fallo laterale. Si appresta a batterlo Tomasin. Tomasin cerca Pagan, fin troppo libero. Fortunatamente per la Liguria colpisce male la palla, anzi la cicca quasi completamente. La Liguria può ripartire con Chionzenelli. Palla in avanti, ma ora c'è un po' di caos nel metacampo, con il Veneto che conquista palla, fallo laterale. Vediamo, c'è un conciliabolo, perché ci sono dei problemi col tavolo. Il tavolo, come vi ho detto, è stato oggetto di numerosi problemi quest'oggi. Mi meraviglio che sia ancora integro. Adesso il cartellone del torneo delle regioni è collassato su se stesso. Si stanno producendo circa 6 persone a rimettere a posto il tutto quanto. Vedremo se ce la faremo. Credo che mettano qualche colpo di scotch. Nel frattempo vi ricordo che le partite di domani, come saprete, sono state annullate in segno di rispetto per i funerali del Papa, e quindi la giornata appunto è stata annullata, e questo girone da 4 subirà appunto un decurtamento delle partite. Ogni squadra giocherà solamente 2 partite, non 3 come avviene in maniera canonica, e quindi il peso dei risultati di queste 2 partite sarà fondamentale. Tanto Gala stava per commettere un errore con la palla in mano, con l'arbitro che stava contando. Quindi tanto Pagan va via, Pagan prova il tiro, Gala si ferma. In qualche modo la Liguria prova a ripartire. Dicevo, solamente 2 partite in un girone da 4, passa la prima, mentre la miglior seconda se la dovrà vedere con quelle delle altri gironi per vedere chi ha il punteggio migliore. Diciamo che il Veneto dopo questa prima partita direi che è messo piuttosto bene, non così la Liguria. Vedremo che cosa succederà nella prossima partita. Tanto il Veneto continua a gestire il pallone, la Liguria non riesce a attuare una pressione degna di nota che possa mettere seriamente in difficoltà gli avversari. Sono comunque molto combattivi, dentro il tiro di Solari, sono molto combattivi al limite della propria area, ma purtroppo per loro oggi non sono assolutamente riusciti ad arginare le folate di Grisciai e soci. Intanto l'arbitro ha ravvisato una deviazione nel calcio d'angolo, e quindi appunto calcio d'angolo per la Liguria, che non sortisce alcun effetto sperato. Palla ritorna al Veneto. Manovra la squadra di Giorgio Carlos Bruno. Liguria che non attua alcun tipo di pressing, il problema è che si fa imbucare anche in questa maniera, quindi direi difesa totalmente rivedibile da parte della Liguria. Il Veneto spesso è riuscito a entrare dentro con troppa facilità nella partita di oggi. Garbuio per Catani. Garbuio il suo mancino va via lungo la linea laterale, cerca un compagno in mezzo all'area che non c'è. Cela riesce a fermare tutto, ma la palla finisce in fallo laterale, e quindi di nuovo il Veneto
alla battuta. Catani, Yermakov, diretto avversario dinanzi a lui, ha provato un numero che non gli è riuscito sicuramente, la palla è finita fuori. Liguria veramente in grossa difficoltà da quello che sto vedendo. Il secondo tempo non ha sortito una reazione la squadra rispetto a ciò che si è visto nel primo tempo. Tanto ora il tiro fil di palo di Catani. Ricordo 7-1 il punteggio al momento, 7 minuti e 20 secondi al termine, con la Liguria che fatica a imbastire delle trame da gioco sufficienti per potersi rendere pericolosa dalle parti di Lukai. Ora ci prova col portiere che prova a tirare in avanti verso i propri compagni, ma niente di che questa giocata e Veneto può ripartire. Garbuio, solita giocata a 3 dei centrali e laterali che si scambiano la palla e le posizioni in attesa di poter servire il pivot o andare che sia alla conclusione, quello che succede ora con Catani che tira ma la palla viene deviata, calcio d'angolo. Yermakov si guarda intorno e serve Catani, fin troppo libero, col mancino ha tirato alto. Liguria diciamo che completamente abbandonato il campo. Ora errore da parte di Solari che perde palla e De Pizol non riesce a segnare il suo primo gol di giornata. Tanto ennesima palla recuperata da Garbuio e c'è il gol dell'8-1. Anche lui mancava nel tabellino dei marcatori, giocatore che ha giocato un'ottima partita, è andato in pressione, ha rubato palla col suo mancino fulminante, non ha lasciato scampo a Gala. Punteggio che oramai riveste dimensioni preoccupanti per la Liguria. Il Veneto, autore di un'ottima partita, ha lasciato anche a riposo per quasi tutto il secondo tempo il suo asso Grishai. Tanto numero di Corpa, non ha giocato tanti minuti questo giocatore, ma quando ha giocato io l'ho visto fare delle buone giocate. Sarebbe piaciuto vederlo di più in campo, magari nella prossima partita. Guadagnato un calcio di punizione sulla destra dell'attacco ligure, è entrato appunto per la battuta Arboscello col suo mancino, ma forse la posizione mi sembra fin troppo defilata per calciare di prima. Io servirei un compagno, vediamo un po'. Il tiro è forte, ma il giocatore comunque era fin troppo angolato. Intanto recupera palla il Veneto, poteva provare ad imbastire uno schema, non tocca un tiro alla Liguria. Tanto il Veneto nuovamente con Garbuio, palla per Dariol, ancora Garbuio in attesa di liberare il suo mancino, sua lata. Attenzione, si lotta con Catani che fa sportellate con tutti gli avversari. Può ripartire la Liguria. Corpa prova a cercare Arboscello, però non riesce a recuperare la palla. A 5 minuti e 7 secondi al termine del match può ripartire il Veneto sull'8-1.
attenzione, c'è un malinteso tra i giocatori del Veneto, uno dei pochi di questa partita. Di nuovo Garbuio, prova ad andare al tiro Catani, palla masticata ma comunque pericolosa per Gala, che riesce a spedire in calcio d'angolo. Palla anzi no, forse fallo laterale, sì. Palla per Catani da Pizzol. Catani, Dariol, numeri mezzo al campo. Ottimo lavoro da pivot di De Pistol, il tiro di Dariol, parata di Gala. Si rimane fermi sull'8-1. Ora di nuovo palla verso il pivot che tiene palla, con tutti i propri compagni che si avventano per calciare a rimorchio. Difesa ligure che questa frangente riesce a tenere. Dariol, Pan, Garbuio, salta il proprio avversario e col sinistro una conclusione che è più un tiro che un passaggio per De Pistol, fuori di circa 30 centimetri. Corre Garbuio in pressione su Corpa. Palla verso il pivot Arbosello, palla che finisce fuori a favore del Veneto. Ora sì che l'allenatore veneto chiama il time out sull'8-1, 3 minuti e 50 dal termine. Si vede che ha qualcosa da dire ai propri ragazzi. Vi ricordo i marcatori di questa partita. Guariento ha segnato una tripletta, Grisciai 2 gol, poi sono andati in rete anche Yermakov, Catani e Garbuio per gli 8 gol finora segnati dal Veneto. Partita che però è stata curiosamente sbloccata dalla Liguria con gol di Alberti, il capitano, in un momento della gara che comunque vedeva il Veneto col pallino del gioco in mano. La Liguria con una ripartenza fulminea ha segnato il gol dell'1-0 che poteva far presagire un ben altro andamento della gara in questa giornata, ma così non è stato purtroppo per la squadra ligure. Ora il Veneto manovra sempre con il suo gioco e c'è la rete, la doppietta di Garbuio, meritatissima, un giocatore veramente molto forte, giocatore della Marca, vice capitano della squadra. 2-1, ha ricevuto palla dalla parte sinistra, vicinissimo al fallo laterale, ha liberato il suo mancino, palla rete. 9-1, punteggio che si fa sempre più inquietante per la Liguria, ma d'altra parte il Veneto di oggi sarà una gatta da pelare un po' per tutte le squadre che l'andranno ad affrontare. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Tanto il Veneto pare non fermarsi, va al tiro Yermakov, in qualche modo Gala riesce a trattenere la palla, poi a servire, almeno provare a servire il suo compagno, ma viene anticipato da Pan, un giocatore con una verve incontenibile, vedo veramente inesauribile. Ora Veneto non riesce a giostrare bene la palla in questo calcio d'angolo. Attenzione perché la Liguria stava per perdere palla sui limiti della propria area. Riparte il Veneto con
De Pizzol, che ha giocato tantissimi minuti in questo secondo tempo nel ruolo da pivot. Chiaro che con Grisha in campo per lui i minuti da pivot potrebbero ridursi drasticamente nel corso di questo torneo. Giustamente il mister li ha fatto giocare tanti minuti oggi, tanto il Veneto indomito continua a macinare il gioco. Becco riesce a respingere in fallo laterale l'avanzata di Dariol. Attenzione perché gli ultimi 2 minuti è entrato nuovamente in campo l'asso del Veneto. Notizia inquietante per i sostenitori della Liguria. Vediamo se sarà motivato per fare bene. Tanto la Liguria si produce in una buona azione offensiva. Attenzione, ma niente da fare. Becco non riesce a chiudere l'1-2 con Gianzenelli, però guadagna il fallo laterale. Attenzione, Arboscello, Gianzenelli, attenzione, palla per la rete di Corpa. E in qualche modo io l'avevo chiamato questo giocatore, sembrava uno quelli più talentuosi della sua squadra. È riuscito a segnare il secondo gol della Liguria. Peccato che il Veneto ne abbia fatti 9. Peccato anche che manchi 1 minuto e 40 secondi al termine della partita, quindi diciamo un gol che fa bene per le statistiche, ma la partita di oggi ormai è già bella che è andata, col Veneto che continua a tenere palla. Attenzione, Grishai, Yermakov, palla recuperata da Corpa che combatte su tutti i palloni, non ci sta a perdere facilmente, ma il Veneto a 1 minuto e spiccioli al termine della partita continua a prodursi un'azione offensiva. De Pizzol viene fermato. Dariol, Yermakov, Dariol, scambiano i due, Yermakov e Dariol. Attenzione, palla per Grishai che scarica su Tomasin, ma il portiere riesce a parare. Intanto c'è stata una collisione a centrocampo con Corp che ha avuto la peggio, che c'è avuto una botta, ed è anche il quinto fallo commesso dal Veneto in questa partita, cioè in questo secondo tempo ovviamente, e quindi siamo in bonus, ma mancano 30 secondi. Vediamo Gianzenelli sul pallone, prova a cercare il proprio pivot che non riesce a domesticare la palla. Fallo laterale comunque per la Liguria. Attenzione il Veneto con Dariol che non riesce a servire il suo capitano. Squadre stanche, anche se nel secondo tempo hanno avuto molto spazio i giocatori che hanno giocato di meno. 10 secondi al termine, vediamo se il Veneto andrà nuovamente alla conclusione in questi ultimissimi secondi. Attenzione, la Liguria controbatte, 1 secondo e finisce qua. Netta vittoria del Veneto contro la Liguria per 9-2 in questa prima giornata del girone D della categoria Under 19. Velocemente vi ricordo i gol: Guariento tripletta, Grishai doppietta, Yermakov, Catani e Garbuio per la sua doppietta. Per la Liguria in rete Alberti e Corpa. Da Marco Morgagni direi che è tutto per questa prima partita. A risentirci per le prossime dirette.